Signore e signori, benvenuti! Benvenuti, ciao Federico, ben trovato. Ciao Roberto, carissimo, siamo qui pronti per dare il via ufficiale al pomeriggio dei Carnevali di Marca, edizione... Non lo so, però è numerosa. Comunque 2026. Ah, 2026, no, pensavo che mi dicessi il numero da quella volta. Allora, dopo chiediamo al presidente. Mi sembra di essere appoggiato al banco del bar in questo momento. Sì, allora, sì. 2026 qui di Conegliano, adesso vedete che il nostro caro presidente sta preparando per il gioco, sì. Tra poco andremo a spiegarvi. Intanto noi vi ricordiamo che in questo momento siamo anche in diretta su Veneto Globe e quindi salutiamo chi ci sta seguendo online. Abbiamo questo sguardo dall'alto che ci ovviamente scruterà per tutto il corso del pomeriggio, ma soprattutto che vi permetterà di vedere ovviamente tutta la sfilata di Conegliano, appunto edizione 2026. Qual è il menù del pomeriggio? Allora, partiamo con un antipasto di sempre. No, abbiamo allora adesso avremo un nutrito gruppo, abbiamo ben 18 gruppi che partecipano a questa sfilata. Temi sempre i più disparati, non facciamo grandi spoiler. Comunque avremo l'apertura con le maggiorette come nelle migliori occasioni e poi tanti temi. Avremo anche un tema legato alle Olimpiadi, poi i cartoni animati come non ci fosse un domani, la fantasia regna di sovrano, regna come sì. regna di sovrano. Regna di sovrano. Cominciamo con gli svarioni, dobbiamo ancora iniziare, ma insomma e chi ha bevuto acqua minerale e un caffè liscio, insomma, chissà cosa ci riserverà questo pomeriggio. Vediamo intanto che i coneglianesi, complice anche una splendida giornata di sole, hanno deciso di scendere in massa qui lungo le vie del centro e ovviamente l'invito che vi facciamo sin da ora è quello di applaudire tutti i carri, applaudire i figuranti che sfileranno qui appunto a Conegliano in questo martedì grasso. Ovviamente questo è uno degli appuntamenti ormai immancabili e imperdibili del ricco programma dei Carnevali di Marca. Ricordiamo Carnevali di Marca che ci ha tenuto compagnia fin da metà di gennaio, oltre 21 le sfilate, gli eventi. Poi ci saranno anche dei recuperi perché poi ce lo faremo ricordare dal Presidente, sì, perché c'è stato un po' di maltempo e quindi continua questa grande epopea di Carnevali di Marca che unisce tanti comuni, come dicevamo 21 piazze toccate dalla festa. Abbiamo avuto domenica in quel di Vittorio Veneto e oggi martedì grasso siamo qui a Conegliano e vi ricordo tra le altre cose intanto che ci sono in giro i nostri emissari, commissari, sottosegretari con i biglietti della Lotteria dei Carnevali di Marca. Vi ricordiamo che è un modo importante per sostenere questa associazione perché attraverso il palinsesto, attraverso gli sponsor che poi andremo a salutare, con questo montepremi messo a disposizione chi compra il biglietto sicuramente aiuta in modo vigoroso e importante Carnevali di Marca. E spieghiamo bene, allora ci sono questi nostri collaboratori che passeranno nel corso del pomeriggio e vi proporranno al costo di 2,50 € un biglietto della Lotteria dei Carnevali di Marca. Che cosa potrete vincere con questo biglietto della Lotteria? Beh, devo dire che il montepremi complessivo è di 25.000 €. 25.000 quindi catatonici esatto. Che arrivano ma giù. Soprattutto il primo premio della lotteria, poi vi elencheremo tutti i premi della lotteria, ma il primo premio è una Opel Corsa che vedremo arrivare tra poco qui davanti al nostro palco del valore di 21.500 €. Quindi con l'acquisto del biglietto del valore di 2,50 € vi portate a casa 21.500 €. Devo dire che come affare non è male. È un buon affare. Poi ricordiamo che poi ci sono anche dei bellissimi altri premi. Abbiamo dei buoni acquisto di Toffolatti Gioielli da 1.000 €, poi uno da 500 e poi ci sono tutta una serie di buoni spesa presso i nostri supermercati nostri. Adesso sono gli sponsor. Maxi e Spac supermercati. Io ti blocco, caro il nostro Roberto, perché andrei a elencare tutti gli sponsor e poi andiamo dritti col gioco della spesa, perché come ci mostrano le immagini che state vedendo, cari amici di Veneto Globe, le auto sono già all'orizzonte. Quindi dobbiamo velocizzare il nostro gioco. Allora, intanto ricordiamo gli sponsor: Banca Preati San Biagio, Noi per Noi, Soligo Spumanti, Sallo Group, Tema Pubblicità, Pagno Sin, Ops Pubblicità, Oggi Treviso, Toffolatti Gioielli, Ops Industrie,
GS Maxi Spac e VIP Tende. Molto molto bene, e ringraziati tutti i nostri sponsor, devo dire che è giunto il momento di fare il nostro gioco della spesa. In che cosa consiste il gioco della spesa? Io intanto scendo. Tu scendi. Quell'osco figuro che vedete lì dietro, che altro non è che Redo Bezzo, che è il presidente dell'Associazione Carnevali di Marca, ma poi ve lo presenteremo con tutti i crismi, questa mattina è andato a fare la spesa in un punto vendita Maxi Supermercati e ha acquistato una serie di prodotti che poi andrò ad elencarvi. Ecco, adesso il nostro Roberto è sceso ovviamente sul nostro palcoscenico virtuale qui davanti. Chi è che non vuole essere in questo bel triangolo? Oh, qua? lì in mezzo, Esatto. lì in mezzo. Faremo partecipare a questo gioco 10 concorrenti. Signor, c'era una candidata che voleva già. Si faccia avanti, signora, venga. Questo venga. qui con i capelli bianchi qui davanti Sì, è un concorrente. quello che si chiama organizzazione. No, pensavo il signor organizzazione. Dai, abbiamo forza. bisogno di 10 concorrenti che indovinino l'ammontare dello scontrino della spesa, appunto, con i prodotti che poi andrò ad elencarvi. Quindi è molto semplice, dovete tentare la fortuna, ma soprattutto, mentre appunto iniziamo a reclutare i vari concorrenti, vi dico qual è il premio. È un premio di tutto rispetto, perché è un buono acquisto del valore di 50 euro da spendere per una spesa nei supermercati Maxi o Spac, quindi mica bruscolini. No, oltretutto, quindi non vi costa niente, dovete solo tentare la fortuna di dire la spesa. Quindi dai, forza, c'è qualche altro volontario? Un Forza. po' di volontari. Qualche allora, altro per il volontario momento abbiamo una compagine femminile, ma poi vogliamo anche ovviamente per par condicio qualche c'è qualche altro volontario? Qualche altro volontario? Dai, è solo un tentativo della fortuna, 50 euro di premio. Chi è che vuole tentare la fortuna? Vediamo, dai, qui, forza. c'è qualcuno che vuole partecipare? Forza, che altrimenti se rimanete qui poi arrivano le macchine, è un po' un disastro. Allora, eccola qua, un'altra volontaria. Venga, lei venga. Non abbia timore, venga con me, venga. Prego. Signora. Non si preoccupi. Sì, lei è stata selezionata per diventare una bellissima tenterà la fortuna. Dai, chi c'è ancora? Chi è che vuole tentare? Deve esserci un maggiore, un genitore. Vinciamo la timidezza. Eccola qua, dai, forza, avanti. Molto bene. Abbiamo un altro. È accompagnato oppure. Sarebbe meglio un maggiorenne. Vediamo, prego, un'altra signora, altrimenti facciamo tutta tutti i concorrenti al femminile, edizione femminile del gioco li della vogliamo spesa. maggiorenni, scusateci, ma li per vogliamo questioni maggiorenni. Forza signora, guardala che arriva, forza. Sì, non abbia timore, venga. Direi che forse ci siamo. Perfetto, a posto, abbiamo Lei raggiunto. con i capelli bianchi, niente, non benissimo. Bene, allora io direi che cominciamo. Allora il nostro sono le auto che incombono e anche le majorette, quindi andiamo con un giro di nomi e poi io andrò a elencarvi i prodotti. Vai. Allora abbiamo Francesca, Natalia, Paola, aspetta, Natalia, Paola, Paola, Elisabetta. Fermola. Elisabetta, Perché il nostro notaio deve scrivere, parlare e fare tutto. Poi abbiamo Luciana, Danila, Nunzia. Nunzia, Floriana. Gilda e Gabriella. Bene. Molto bene. Allora voi Manca guardate anche la signora Gilda nel frattempo. la signora Gilda, che è quella giù in È fondo. contrario però. Aspetta, perché così qua non facciamo le cose fatte bene, guai. Allora, ci siamo? Poi secondo me qui c'è qualcosa da sistemare, ma non importa. Allora io intanto vado a elencarvi i prodotti. Quindi, guardate bene, attenzione. Dei fagiolini ricchi di fibre e poi dei cracker salati e ancora delle bustine di zucchero di canna e ancora ammorbidente concentrato delicato, attenzione, delle penne rigate, del riso soffiato al cioccolato e ancora dei foglietti assorbicolore e ancora delle olive verdi, poi delle gallette di mais e
dello sgrassatore di Marsiglia. Questa è la composizione della spesa che appunto il nostro notaio tuttofare ha acquistato questa mattina nel punto vendita Maxi di Conegliano. Esatto, bene, allora Molto bene. cominciamo con Francesca. Spara il prezzo. Oh, 60 euro. 60 euro. 60 Molto euro. Bene. Minchia. Molto bene. Poi andiamo il pubblico con rumoreggia intanto. Natalia, scusa, stavo dire Natascia. Natalia, 37. 37. 37. Paola, Poi Paola 21,04. 21,04 centesimi. Perfetto. Oh, perfetto. Ola. Elisabetta, 27,70. 27,70. perfetto. Poi siamo con Luciana, 27. 27 Luciana. 27 tondi. Danila, 24. 24. 24. Nunzia, 23. 23. Poi abbiamo Floriana. Qui ce la giochiamo un attimo, 30. piano. Floriana, Floriana, vai. 34. 34. 34. Poi abbiamo Gilda che mi ero perso. 20 e 50. 20 e 50 e Volevo dire anch'io 20, 50 e dico no, il nome non mi ricordo più. Gabriella, 21. 21. Bene, allora. Adesso aspettiamo un attimo che il notaio faccia vedere anche a me. No, non ripetiamo perché abbiamo fretta oggi. Allora, andiamo subito con il vincitore. Andiamo Quindi, al col contrario delle altre volte, Sì, la via, tiravo via, via. lunga. Pronti? Questa oggi- volta no, perché ho pensiero qui che arrivi la macchina. Arrivano, ci portano via. Ci portano via. E sarà un lungo pomeriggio, quindi. Ma Sì, secondo te Francesca ha indovinato? Secondo me Francesca no. No, Francesca purtroppo ci si dispiace. è allontanata troppo. Poi ne abbiamo altre che si sono avvicinate un po' di più, ma bando alle ciance. Vince e si aggiudica l'edizione 2026. Buono spesa da 50 euro. Buono spesa da 50 euro da spendere ovviamente nei punti go- vendita Maxi Sì. e Spac supermercati. Oh, voglio sentire un po' di suspense. Vediamo, Oh, vediamo. Paola! Paola, eccola. Paola, complimenti. Per 4 centesimi perché ha detto 21,04. Allora la invitiamo a salire che adesso E l'ammontare della spesa era di 21,47 euro. E quindi Gabriella era andata molto vicina con 21, però per 4 centesimi vince, quindi si accomodi. Prego, qui sul allora palco. salga con noi. Grazie a tutte le concorrenti questa edizione al femminile del gioco della spesa di Carnevali di Marca. Adesso arriverà qui sul palco, ci sarà la consegna ufficiale del buono spesa del valore di 50 euro, appunto dalle mani del presidente dell'associazione Carnevali di Marca, Redo Bezzo. Vediamo se la security ci consente di far arrivare arriviamo, anche stiamo il buon- arrivando. Permesso, scusi. Esatto, poi faremo anche la consegna ufficiale a favore di telecamera e quindi Eccola qui, qua, signore. Paola. Signora, si goda questi 10 secondi di celebrità davanti al pubblico coneglianese che tra poco farà un applauso. Facciamo un applauso. Ecco qua, Facciamola ecco qua. sentire. Saluti Bravissima. anche. Saluti la telecamera, dica. Saluti lassù in cima. Questo è il buono di 50 euro che appunto si è aggiudicata grazie al nostro sponsor Maxi e Spac. Grazie per aver partecipato. Signora, comunque lei, cara Paola, lei si ricordi che poi c'è l'effetto successivo. Questa sera siamo tutti a fare l'aperitivo da lei, quindi Va bene? 50 Tutti euro quanti? se li faccia abbassare. Tutti quanti. Benissimo, grazie. E allora siamo pronti per dare il via ufficiale al pomeriggio del Carnevale di Marca, mentre il nostro tuttofare Con il lascia passare a sistema 38. la spesa. Sì, Che qua non facciamo danni, mi raccomando. No. Ecco. Allora, Intanto invitiamo qui sul palco. vedo un tale che si chiama sindaco. Sì, sì, Un sì. tale che si chiama È sindaco. in incognito, non È in ha la incognito. fascia, però. Non ha la però. fascia. Ah, c'è anche l'assessore Brugioni. Ecco qua, quindi avremo modo di fare ovviamente il saluto ufficiale da parte dell'amministrazione comunale. Eccoli qui.
Allora, intanto... Sindaco, eccoci qua. Allora, intanto vediamo, stiamo per vedere sfilare il primo premio della lotteria dei Carnevali di Marca. Vi ricordiamo il primo premio della lotteria, che potete acquistare i biglietti, avete l'opportunità di tentare la fortuna. La sorte e la fortuna e portarvi a casa esattamente questo, che è il primo premio, una nuova Opel Corsa appunto, e quindi il nostro invito è quello di acquistare uno o più biglietti della lotteria dei Carnevali di Marca. E quindi... venga, guadagni il centro della scena. Caro il nostro sindaco, buongiorno, ben trovato. Allora, Questo no, qua. sei accerchiato oggi, sindaco. Allora, mi pare che il preludio sia ottimo, c'è l'aria fresca, perfetta, ma c'è anche tanta gente, quindi mi pare che anche oggi si coglie nel segno, vero? Sì, tantissima gente, una giornata bellissima, grazie a Carnevali di Marca. E facciamo anche un applauso a tutti i volontari che ci sono lungo il percorso. Grazie davvero per tutto quello che fate e ci permettete di vivere questa splendida giornata all'insegna del divertimento per grandi e bambini. Ecco, sindaco, allora, non so, adesso lei è arrivato da pochi istanti qui sul palco, però devo dire che da una parte e dall'altra c'è gente a perdita d'occhio. I coneglianesi hanno deciso di scendere in piazza, scendere lungo le vie di Conegliano con questa giornata. Veramente avete prenotato un meteo perfetto, devo dire, complimenti. Ma assolutamente sì, la giornata è bellissima, le vie della città sono piene, devo fare i complimenti a tutti perché vivere una giornata così è emozionante per Conegliano. D'altronde questa è una tradizione che è nata anche qui e penso che sia giusto oggi più che mai ricordare che queste feste sono importanti per i bambini ma anche per i più grandi, perché è giusto tornare tutti un po' bambini. La spensieratezza che porta il carnevale in questi momenti della nostra società in cui non sempre si sorride, insomma, è un valore aggiunto e è giusto portare avanti questo tipo di tradizioni. Ma assolutamente sì, siamo un mondo dove i problemi sono all'ordine del giorno, bisogna un po' lasciarli da parte e vivere anche un po' di serenità, soprattutto per i nostri ragazzi che meritano un mondo migliore di questo. Sindaco, grazie, lei rimanga qui con noi insieme agli altri membri della giunta comunale, rimanete qui, poi vi daremo anche spazio e il microfono, ma ora intanto vediamo sfilare le auto del nostro sponsor Sarlo Group. Per caso si chiama Sarlo Group, Yes. è quello del primo premio della lotteria Ma dei proprio Carnevali lui, di Marca. esattamente. E quindi ricordiamo che assieme a tutti gli altri sponsor, da GSE Costruzioni Generali, Pagnossin, Soligo Spumanti, Maxi, SPAC, VIP Tende, senza dimenticare Banca Prealpi San Biagio, Noi per Noi e ancora Ops Pubblicità Oggi Treviso sono i portacolori di queste edizioni del Carnevale di Marca. Ma direi che è giunto il momento di passare, la parola al nostro signore, presidente. Lo scofiguro, Lo l'abbiamo scofiguro. definito prima. Poi abbiamo detto che era notaio. Sì, poi tutto. è stato quello che ha sistemato la spesa e fatto tutto. Ma ora facciamo anche un applauso al nostro presidente Redo Bezzo dell'Associazione Carnevali di Marca, il Deus ex machina, oserei dire, di questo pomeriggio allegro e spensierato. Grazie Federico, grazie Roberto della splendida introduzione. Che dire, intanto un saluto caloroso da parte dell'Associazione Carnevali di Marca a tutti i coneglianesi e non solo. Un saluto chiaramente all'amministrazione comunale che è qui rappresentata dal sindaco e dall'assessore Brugioni, nonché anche da altri componenti del Consiglio. Quindi un saluto a tutti voi, benvenuti, godetevi questa splendida sfilata in questa splendida e giornata di sole, perché appunto è una cosa meravigliosa. Quindi abbiamo 18 carri tra gruppi e carri mascherati, quindi un nutrito numero in arrivo, aperto appunto dalle Majorette dell'Onda Azzurra di Jesolo, vengono addirittura da Jesolo qui a Conegliano, quindi vi raccomando non siate timidi, applaudite i gruppi, applaudite i figuranti che da tanti mesi lavorano appunto per allestire quanto andrete a vedere nelle prossime ore. Grazie ancora a voi e buona sfilata. Redo, poi ci sentiamo dopo sempre per fare un po' i conti e i numeri prima che tu scappi via, ma ora lasciamo proprio lo spazio alle Majorette, direttamente Onda Azzurra di Jesolo.
E facciamogli un grande applauso. Onda Azzurra. Allora, io direi che comunque un rappresentante delle Majorette Onda Azzurra qui sul palco per ricevere l'attestato di partecipazione alla sfilata di Conegliano. eccoli qua, Onda Azzurra. Vi ricordo, invitiamo ad avere un un rappresentante del gruppo Onda Azzurra qui sul palco per ricevere l'attestato. Eccola qua. Dalle mani del sindaco. Guardiamo di là, eccoci Sì, qua, eccoci pronti? qua. O anche qua, a seconda, dove Guardiamo vogliamo. sopra, sotto, a destra, a sinistra. Vi ricordiamo che Guardiamo siamo su. in diretta su Veneto Globe. E salutiamo. Grazie a Onda Azzurra abbiamo aperto la sfilata di Conegliano. Che salutiamo, arrivano direttamente da Jesolo, Onda Azzurra, quindi un gruppo che abbiamo già avuto ospite nelle nostre sfilate, con molto piacere lo abbiamo anche quest'anno. E qui si entra in tema olimpico, Sì, adesso si entra in tema olimpico. Ginnastica artistica Conegliano, i 5 cerchi olimpici li vediamo appunto qui davanti, stanno per arrivare qui davanti al palco. E perché era giusto, naturalmente quest'anno, questo è uno dei primi gruppi che vedremo oggi, sì. che ci porta nel clima olimpico, poi ne avremo un altro gruppo più tardi, ma eccoli qua, gli amici della ginnastica artistica qui di Conegliano, che ci presentano, ci ricordano i 5 cerchi delle Olimpiadi. Guarda quanti sono, Roberto! Sono tanti, un bel gruppo. E intanto chiamiamo uno dei rappresentanti del carro qui sul palco, un rappresentante di questo gruppo. L'ingresso è lì dal semaforo. Per ricevere dalle mani del sindaco di Conegliano l'attestato di partecipazione a questa sfilata. Allora, questi sono gli amici, lo ricordiamo, della ginnastica artistica di Conegliano, i 5 cerchi olimpici, eccoli qua. Allora, ecco qua, guardiamo verso di là. Guardiamo sotto, guardiamo sopra, guardiamo dove vogliamo. Eccoci qua, la consegna dell'attestato al gruppo che ci ha ricordato appunto la tematica delle Olimpiadi, che sono qui a pochi chilometri da noi.
E l'applauso di Conegliano. L'applauso di Conegliano per la ginnastica artistica di Conegliano, che ci ha portato nel clima olimpico, e naturalmente vi ricordiamo che la giornata del Carnevale di Marca sarà molto lunga, perché avremo un lungo passaggio, scenderanno fino al Cavallino per poi riparire qui sul viale davanti alla stazione per il rientro. Quindi avremo modo di ammirare per ben 2 volte appunto i gruppi e i carri che sfileranno quest'oggi, e permettimi di dire che è bello vedere anche dei gruppi di casa, come in questo caso del gruppo che abbiamo appena salutato, della ginnastica artistica, che appunto hanno deciso di sfilare qui a Conegliano. Poi un altro spoiler, avremo anche il Cerletti dopo che sfilerà, esatto. non anticipiamo troppo. No, ma il Cerletti noi lo aspettiamo con gioia. Con ansia e gioia. Allora sì. Adesso siamo pronti ad accogliere il gruppo che arriva di Santa Maria, di Bocca di Strada e Santa Maria del Piave, che ci portano nel clima dei pirati. Eccoli qua, questo Eccoli bellissimo qui. Gruppo. Ricordiamo I pirati dei Caraibi, colori, musica e tanta festa. Appunto, le parrocchie di Bocca di Strada e Santa Maria del Piave vanno in scena con il carro mascherato ispirato ai pirati dei Caraibi, che racconta la storia di mare, coraggio e libertà. Come una vera ciurma anche nella nostra parrocchia, insieme si costruiscono le cose più belle, tra fantasia, collaborazione e tanta voglia di fare festa. Oggi navighiamo tutti nella stessa direzione. Occhio, che stanno preparando il balletto, Occhio. Tutti attenti in silenzio, Pronti Occhio. per la coreografia. Guarda come avanza la gamba. Sì. Occhio, state ancora connessi? Eccoli. Occhio, chi arriva? È arrivato il pirata. La sfida. C'è la sfida. Li abbiamo visti. Guarda, occhio. Però non sembrava stessero facendo un combattimento, sembrava stessero pogando, come si dice ai tempi d'oro. Questi sono gli amici di Bocca di Strada e Santa Maria del Piave. Chi vincerà? Vincerà Jack Sparrow? Chissà, guarda. Occhio. Secondo me vincono Bocca di Strada e Santa Maria del Piave, a Tutte e due, prescindere. insieme. A prescindere. E continua il duello, continua la sfida. E poi hai notato, hanno un arsenale di cannoni però simpatici, perché sparano bolle. Coriandoli o bolle. Sparano sì, bolle sì. e coriandoli, quindi dei cannoni simpatici da questo punto di vista, fortunatamente. Continua la sfida, attorniati da queste piratesse. Sono delle piratesse dei piratessi.
Hai notato il pilota? Viaggia anche con le cuffie. Sì. Viaggia in sicurezza. Ocio, la resa dei conti. Eccoli qua. Allora invitiamo già una rappresentante di un gruppo a salire qui a ritirare Di un la gruppo, testata un rappresentante di un gruppo. di un gruppo a caso che sono loro. Ah, ok. Oggi vengono giuste. Eccoli qui, voglio sentire l'applauso di Conegliano per le parrocchie di Bocca di Strada e Santa Maria del Piave. E allora, eccoli qui, si fanno strada, lasciamo libero il passaggio qui e ricevono l'attestato di partecipazione. Eccola qua, prego. Guardate verso l'alto, Guardate verso di là, Guardate a destra, a sinistra, alto, basso, di a continuo. favore dei nostri amici di Veneto Club che ci stanno guardando. Grazie. E allora salutiamo questo gruppo, che ricordiamo che questo gruppo stanno diventando un gruppo storico. Ricordiamo che hanno cominciato l'epopea con il mitico Don Walter e adesso sono sempre operativi, partecipano in modo continuo alle sfilate dei carnevali di Marca. E sfila Vediamo i pirati. il vascello delle parrocchie di Bocca di Strada e Santa Maria del Piave. Quante volte dovrà cadere a terra il pirata? Minimo Basta, 10-20 volte. Basta. Al cavallino l'ultima Abbiamo volta. già dato, abbiamo già dato. Già Grazie di dato. tutto. E allora intanto stiamo per dare il benvenuto al proloco di Trevignano, ma abbiamo un po' di tempo magari. abbiamo un po' di tempo per ricordare naturalmente che oggi è l'ultima giornata delle sfilate, abbiamo anche in contemporanea a Treviso, poi ci saranno dei recuperi, però volevamo ricordare che per quanto riguarda Carnevale di Marca il prossimo appuntamento sarà il prossimo 14 di marzo, quando ci sarà l'estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria di Carnevale di Marca, che vi ricordiamo ci sono in giro i nostri emissari, commissari pronti a proporvi i biglietti, 2,50 € cada uno. Avete l'opportunità di vincere e far vincere anche Carnevali di Marca, anche perché vi ricordiamo che al di là del sostegno a tutte quelle che sono le iniziative di Carnevali di Marca, ricordiamo che 3 gruppi verranno selezionati, cioè 3 realtà del territorio, realtà associative, nella serata del 14 di marzo, al quale sarà consegnato una donazione da parte dei Carnevali di Marca, perché una parte dei proventi raccolti con la lotteria va proprio per la solidarietà a delle realtà del territorio. Quindi ricordiamo che la Lotteria dei Carnevali di Marca è una lotteria di beneficenza, ma che vi permette anche di sfidare un po' la fortuna. 25.000 € il montepremi totale, 21.500 € il valore del primo premio, che è la Opel Corsa che abbiamo visto sfilare qui davanti qualche minuto fa, e poi abbiamo dei buoni acquisto Tofolatti Gioielli del valore di 1.500 € e poi ancora dei buoni acquisto Maxi e Spax Supermercati del valore rispettivamente di 200, 100 e 50 €. E adesso siamo con i colori delle stagioni, eccoli qua, che arrivano direttamente da Trevignano. La Proloco di Trevignano, i colori delle stagioni, la dea dipinge il tempo sul carro incantato, ogni stagione brilla, magico e dorato, inverno porta luci e silenzi d'argento, primavera sboccia tra fiori e vento, estate ride tra sole e allegria, autunno danza con foglie e poesia, e i pochi ma buoni di Trevignano portano in piazza gioia e colore tutto l'anno. Eccoli qui. Che non sono pochi ma buoni, mi sembra che siano numerosi, baboni, ma vuol dire che sono di valore. In ogni caso gli amici della Proloco di Trevignano, che quest'oggi ci portano, come dicevamo, i colori delle stagioni. E guardalo anche qui all'orizzonte, il carro, la maestosità di questo carro che inizia a fare bella mostra qui a Conegliano in questo pomeriggio dei Carnevali di Marca.
E ricordiamo anche, perché c'è un lungo lavoro anche per realizzare questi carri allegorici, guardate anche da un punto di vista anche proprio delle strutture, oltre alla musica, alle coreografie, ma pensate anche alla meccanica, un lavoro che dura dalla fine dell'estate per portarci avanti, ma occhio che partono. Rilevata anomalia cromatica. Ricamento colori in corso. Inverno, primavera, estate e autunno. Il sistema è pronto a esplodere. Gente, alzate le mani al cielo per i pochi ma buoni. Scena, ora, i colori delle stagioni. Quella! I colori delle stagioni con gli amici Pokimaboni di Trevignano. E l'applauso di Conegliano Per Pokimaboni, i colori delle stagioni. Intanto invitiamo un rappresentante qui sul palco a salire qui a fianco per ricevere l'attestato di partecipazione a questa sfilata di Conegliano. L'ingresso è da quella parte dopo il semaforo. Qua verrebbe da dire non ci sono più le mezze stagioni, No. ma noi abbiamo tutte e quattro le stagioni, nei colori e nel clima direttamente di Pokimaboni da Trevignano. Eccolo qui. Guardate verso l'alto, guardate su di là, pronti? Lei guardi Eccola. che noi osserviamo. Quella! E anche oggi piovono coriandoli. Perché allora dici questo? No, perché ho visto che arrivavano. Finché piovono Coriandoli va sempre tutto bene, tutto l'importante è bene. che piovano coriandoli e basta. E allora vediamo passare qui davanti al palco il carro dei Pokimaboni. Abbiamo avuto modo di apprezzare la coreografia che ci è stata proposta con i colori delle stagioni. E adesso invece ammiriamo appunto il carro. Allora ricordiamo anche, visto che vediamo questo carro allegorico così Sì. imponente, dicevamo prima
che c'è tutto un lavoro per mettere a frutto i vari gruppi per riuscire a organizzare il carnevale. C'è il discorso dei vestiti, la coreografia, il realizzare il carro allegorico, quindi non sono cose da poco. Eccoli, vedi che hanno fatto una bella sparata. Sì. Quindi c'è un lavoro che arriva da lontano e quindi io ritengo che sia una cosa che dobbiamo ricordare, che questi carristi... Ovviamente sì, noi vediamo un passaggio di una decina di minuti, però ma loro, quanto lavoro c'è dietro? No, loro d'estate sotto l'ombrellone di solito pianificano. Invece di dire cosa beviamo adesso per l'aperitivo, loro dicono cosa facciamo per il prossimo carnevale. Esatto. E loro studiano. Loro studiano e realizzano. Ecco, e cogliamo anche l'occasione per fare anche, oltretutto, perché noi parliamo di volontari, di persone che si dedicano, che poi alla fine tante attività che vengono svolte da questi gruppi poi alla fine raccolgono dei fondi che poi destinano ancora alla solidarietà. Esattamente. E quindi questa è una grande cosa. In più ricordiamo che per mettere in piedi tutto questo ci vogliono anche mezzi e attrezzatura, e qua ricordiamo che chi la fa da padrona da questo punto di vista spesso e volentieri sono delle aziende agricole che mettono a disposizione trattori, carri, quindi diciamo che c'è tutto un mondo che gira attorno e che grazie a questi chiaramente a queste persone che benefattori che sono così nell'ombra, se oggi possiamo essere qui e festeggiare carnevale tutti insieme. Quindi cerchiamo ovviamente, come abbiamo detto più volte, di non essere timidi e di applaudire ovviamente i carri che sfileranno, i gruppi che sfileranno, perché appunto c'è tantissimo lavoro dietro le quinte che non si vede, ma senza il quale ovviamente tutto questo non sarebbe possibile. Dietro le quinte qui Conegliano. Ricordiamo, oggi avremo un nutrito gruppo, ben 18 gruppi che ci tengono compagnia nel pomeriggio del Carnevale di Marca, quindi Conegliano si appresta a vivere un lungo pomeriggio di festa, un lungo pomeriggio di carnevale. E quindi dicevi, Roberto, che appunto la Pantera vive in Africa, in Asia, nelle Americhe, ma nella sua distribuzione appunto dipende dalla specie. Oggi quale specie ci portano gli amici della Proloco Fiume in Festa? Ci porta una specie molto particolare, quella della Pantera rosa, il personaggio della Pantera che simboleggia audacia, astuzia e un approccio ironico e leggero alla vita, con una figura elegante e indipendente. Quindi attenti, sta arrivando la Pantera rosa qui a Conegliano. Hanno anche il divano mobile, guarda che comode quelle tre là. Occhio, attenzione, che scatta l'indagine qua, Abbiamo la capa Pantera? Sì. Ciao Conegliano! Direttamente da Fiume Veneto e la Proloco Fiume in Festa! Vara, che atletici qua! L'anno scorso ci siamo sposati e nel viaggio di nozze abbiamo esplorato la savana. Ci siamo appassionati, abbiamo visto tante
tante belle pantere, abbiamo voluto prendere spunto, ma ho bisogno di voi, ho bisogno di una cosa da voi. Me lo date un grr? Dategli un grr, dai! Datemi un grr, Conegliano! Voilà! Don't you think it's freaky? We moving slowly, so slowly. I can't wait no more, so hurry, oh hurry. Date un grr, Conegliano! E facciamolo sentire questo grr con gli amici. Ho ancora bisogno di voi! Ho bisogno che tirate fuori le mani dalle tasche perché so che fa freddo oggi. Le alziamo in aria! Alziamo le mani! E facciamo questa cosuccia insieme! È molto semplice! Ci sono le istruzioni! È molto semplice, Conegliano! Scaldate le mani, preparate le braccia! Si può fare musica in ogni momento. Dai, su, forza, seguiamo il ritmo! Momento. Vi faccio un esempio. Alziamo le mani. Alziamo le mani. Alziamo le mani, Conegliano! Alziamo le mani. Rimane così fino a quando non vedo tutte le mani su. Dai, forza, seguiamo il ritmo! Alziamo le mani. Mani in Alziamo aria! le mani. Battiamole a tempo! E sono partiti, Forza! Grazie, Conegliano! Ma ho ancora bisogno di voi. Sempre con le mani, sempre molto semplice. Conosco una ragazza che si chiama Camilla. Come? Camilla, come Camilla, di solito non beve ma stanotte è bella brilla. Come? Camilla, Come? Camilla, conosco una ragazza che si chiama Camilla. Come Camilla, come Camilla. E eccoli qua, guarda il panterone, lo chiamano il Pantera. E grazie agli amici della Proloco Fiume in Festa. Cosa succede quando sei in spiaggia, magari ti stai rilassando e arriva un personaggio? Cosa ti vende questo personaggio? Coccobello! Coccobello per tutti, Conegliano! Un saluto, si amava solo in TV! Grazie Conegliano. E dal mondo del Fiume in Festa dei Figli della Pantera Rosa. Dove andiamo? Dove andiamo? E adesso noi siamo pronti per arrivare con gli amici dell'associazione di Cordignano Splendidi Eventi con Scooby-Doo e The Mystery Machine. Allora, sai quanti sono, Roberto? Sono tanti, mi hanno 60 persone che con grande entusiasmo hanno lavorato per questi mesi alla realizzazione del carro mascherato. I carristi sono guidati dall'esperienza, dalla creatività e dalla passione del maestro carrista
Davide Casonato. Tra i figuranti e il corpo di ballo, oltre ai veterani delle prime edizioni, abbiamo anche nuovi partecipanti, molti bambini e ragazzi che sono cresciuti con la passione per il carnevale. E quindi Scooby-Doo and the Mystery Machine. E allora che non si ricorda questo bellissimo cartone animato che ha tenuto compagnia con i vari personaggi da Velma, Shaggy e tutti quanti che ci accompagnano, che ci accompagnavano nei pomeriggi dei cartoni animati, quando naturalmente magari quando eri a casa la mamma non c'era, cosa guardavi? Guardavi la TV cartoni, e certo, guardavi certo. Scooby-Doo, e loro ce li hanno riportati un'altra volta qui in scena. Cordignano Splendidi Eventi, ricordiamo una bellissima realtà che si prodiga proprio nel realizzare a Carnevale dei bellissimi scenografie. Guardate anche la bellezza anche dei vari personaggi rappresentati e costruiti di tutto punto. E allora Roberto, ricordiamo che il carro mascherato è stato interamente realizzato a mano dai carristi e quindi si presenta al Carnevale 2026 nella sua totale unicità e autenticità. Quasi tutti gli elementi sono in legno e provengono da materiale di recupero e il rivestimento è stato fatto con la tradizionale tecnica della cartapesta, quindi proprio un carro a chilometro zero. È una pista de carta. Yes! Una pista de carta, bravi i nostri amici di Cordignano Splendidi Eventi. Eccoli qua con il loro balletto, il loro corpo di ballo. L'applauso di Conegliano. Voglio sentire l'applauso. Facciamolo sentire agli amici di Cordignano Splendidi Eventi, e intanto invitiamo anche un rappresentante a salire qui sul palco per ricevere l'ingresso l'attestato è di lì dal partecipazione. semaforo, lì là. Pronti a ricevere dalle mani del sindaco l'attestato di partecipazione a questa edizione 2026 dei Carnevali di Marca. Eccoli qua, Cordignano Splendidi Eventi. Guarda in alto, guarda a sinistra, guarda a destra, eccoli là. E intanto è proprio il caso di dire piovono coriandoli. Piovono coriandoli con Cordignano Splendidi Eventi, con Mystery Machine. Eh sì, dopo ci sarà il secondo passaggio di tutti i gruppi e di tutti i carri. E vediamo l'imponenza di questo carro. Guardate Scooby-Doo che troneggia in cima alla macchina The Mystery Machine. E come abbiamo detto prima, tutto realizzato dai volontari di Cordignano. Eccoli qua. E salutiamo anche i più piccoli componenti del gruppo che sfilano in questo momento davanti a noi. Cordignano Splendidi Eventi, diceva prima Federico, anche questo carro costruito interamente a mano con materiale di recupero. Ci hanno messo di tutto un po', ma oramai siamo anche abituati con Cordignano Splendidi Eventi proprio questa passione di partire da zero e realizzare un carro allegorico di tutto punto. E c'è da dire, caro Roberto, che sono tantissimi ormai i gruppi che di anno in anno si susseguono e tornano appunto qui a Conegliano, ma non solo, fanno parte del ricco programma dei Carnevali di Marca. E perché no? Noi estendiamo ovviamente l'invito, se qualcuno tra di voi volesse l'anno prossimo essere qui e sfilare appunto davanti ai coneglianesi e non solo, fatevi avanti, ovviamente c'è posto per tutti.
C'è posto per tutti e allora adesso noi stiamo per aspettare il prossimo gruppo che arriverà qui fra poco. Fuori giri direttamente dall'Osson della battaglia, Meolo ci portano nel magico mondo di Ralph Spaccatutto, ma aspettiamo qualche istante prima di vederli qui davanti a noi. Esattamente, ma intanto ricordiamo intanto Cosa ricordiamo? Cosa ricordiamo? Che è arrivata qui davanti il primo premio della Lotteria dei Carnevali di Marca. Eccola lì. La bellissima Opel Corsa 1200 con cavalli come non ci fosse un domani, che trovate da uno dei nostri sponsor che è Sarlo Group. Ricordiamo oltre 21.000 euro il valore di mercato di quest'auto, con 2,50 euro la potete magari tentare di fare vostra, e ricordiamo che oltre a tentare la fortuna darete anche una mano sicuramente a Carnevale di Marca a crescere ancora e a fare della solidarietà. Eccoli qua con Fuori Giri. Siamo con il gruppo di L'Osson della battaglia che ci porta in un bellissimo mondo, quello di Ralph Spaccatutto. In un momento in cui è difficile mostrarsi senza maschere, Ralph ci insegna che la vera sfida è essere se stessi, senza farsi condizionare dal giudizio esterno e rispettando la propria natura e quella degli altri. Dobbiamo essere tutti un po' Ralph. Noi ci stiamo provando, e voi? C'è un Ralph in mezzo a tutti noi che spacca tutto? Yes! Noi abbiamo, intanto ricordiamo, vedi che abbiamo Redo che spacca tutto. Redo spacca tutto, ma fa tutto. Lei è un finché è Redo. Lui è un all inclusive. Noi abbiamo un presidente all inclusive. Tutto fa, assistente di regia, prepara tutto, segue la spesa, è andato a fare la spesa, che vi ricordiamo. Viene a farvi la pasta asciutta a casa questa sera, basta chiedere. Sì, infatti, ma questa sera che ci fai l'aperitivo a casa tua? Andiamo tutti a casa di Redo questa sera. Perfetto. Benissimo, tutti a casa di Redo. Quindi abbiamo già vinto 2 aperitivi, quello di prima con la signora e quello a casa di Redo. Poi andiamo a casa di Redo. Eccoli qua con il gruppo Fuori Giri. L'applauso per il gruppo APS Fuori Giri di Meolo. Con questo Ralph Spaccatutto invitiamo un rappresentante poi a raggiungerci qui sul palco. Uno dei Ralph. Uela! Tanto ci è arrivata la benedizione anche. Urbi et Orbis. Urbi et Orbi. Uno di voi, l'ingresso al palco è di là. Dopo il semaforo. Quello del a Ponte sinistra. della Madonna? Non abbiamo specificato. Non abbiamo specificato. Eccolo qua che sale naturalmente a ritirare l'attestato di partecipazione. Fra poco arrivano, eccoli qua, guardateli. È lui o non è lui? Sì. Lei è un fuorigiri? Lei è un fuorigiri. Eccoli qua i nostri rappresentanti di Fuorigiri di Meolo. L'attestato di partecipazione alla sfilata dei Carnevali di Marca di Conegliano. Saluto agli amici di Veneto Globe che ci stanno seguendo in diretta in questo momento. Che però non mi sembrano siano tanto fuorigiri. Voi prendete giri. E avete appena cominciato, grandiosi, eccoli qua. L'Osson della battaglia in quel di Meolo. Guardate che grande questo carro. Nel mondo di Ralph Spaccatutto.
Il Carnevale di Conegliano che ci tiene compagnia quest'oggi. Ricordiamo 18 gruppi che oggi ci accompagnano in questo pomeriggio del Carnevale di Marca. Siamo quasi a metà del giro. Roberto, siccome abbiamo un po' di tempo, io darei la parola al nostro presidente Redo Bezzo. Perché? Sì, perché? Perché? Un attimo che è impegnato. Il presidente? Presidente. Allora si fa. Pronto? Presidente. Pronto, Presidente, sono io. Presidente. Sembra lo smemorato di Collegno. Presidente. Allora, scusi, caro Presidente. venga un po' Io più sono qua, qui ai suoi piedi, no? Redo. Prego. Salve. Allora, no, dicevamo, no, prima il sindaco ha detto perché tutto è partito da qui. Ma raccontiamo, insomma, quali sono i comuni da cui tutto è nato, da cui Carnevali di Marca ha iniziato a muovere i primi passi, e oggi a che punto siamo arrivati? È vero, il sindaco Chiesa ha perfettamente ragione, tutto è nato da Conegliano nel lontano 92. Nel lontano 92, infatti, noi nel 2022-2023 abbiamo celebrato il 30° anniversario. Sappiamo far di conto. Ecco. Quindi con Conegliano poi si è aggiunto Vittorio Veneto, poi si è aggiunto Pieve di Chiusoligo. Questi sono le prime tre degli anni 2000. La triade. E dalla triade a dove siamo arrivati? E da 3 negli anni 2000 siamo arrivati addirittura a 21 sfilate quest'anno, 23 comuni coinvolti, quasi 28 eventi complessivi. Ecco, quindi c'è da dire che insomma Carnevale di Marca è cresciuta nel corso del tempo, fino ad arrivare anche, perché no, al capoluogo della Marca trevigiana, perché oggi, come abbiamo avuto modo di ripetere prima, siamo qui a Conegliano che stiamo festeggiando il Carnevale, ma c'è anche in contemporanea la sfilata di Treviso. Sì, infatti vedi che il presidente è già sta coordinando anche quella, Perché lui oltretutto devi sapere che quando comincia il Carnevale non dorme più per settimane, weekend continui, per 2 mesi destra, non a dorme. sinistra. Esatto. Infatti ogni tanto si perde, magari durante la settimana, si perde un po' di tramontata. Fa una sfilata tra la cucina e il salotto. E poi si fa anche i balletti, insomma, giusto per dire. Questo intanto, naturalmente per ricordare il Carnevale di Marca, come avevo avuto modo di ricordare il presidente, siamo un gruppo oramai notevole anche per dimensione e capacità che in questi anni è riuscito a costruire. E adesso siamo con il prossimo gruppo. Arrivano gli amici di Sono con gli amici di Chions. I sogni son desideri. Perché dovete pensare che questo gruppo ha unito i vari personaggi, da Cappuccetto Rosso a tutte, cioè l'idea del pensiero, del desiderio, del sogno, sono riusciti a metterli in campo gli amici di Chions. E allora devi sapere, caro Roberto, che questo gruppo nasce nel 2016, appunto un gruppo di amici con la passione del Carnevale ha deciso di proporre questa iniziativa, e quindi hanno cominciato l'anno successivo, quindi nel 2017, con una barca dei pirati costruita in legno e cartone per partecipare alla sfilata del paese e portare allegria. Da qui poi 2018 avanti fino all'edizione 2026. I sogni son desideri. E eccoli qua che partono. Parte la violinata. Ocio! Pronti? Pronti? Se, eccoli qua. I sogni son desideri. Questo è il sottofondo musicale giusto per il presidente quando fa. Vara che roba. Sindaco, il prossimo anno vogliamo vederla ballare il cancan, anche lei. Mi raccomando.
abbiamo fatto un mega festone. Sì. Oggi siamo qui a Conegliano e ne facciamo ancora. Noi non ci fermiamo mai, noi siamo l'associazione culturale Amici di Chions e per il Carnevale 2026 presentiamo I Sogni sono Desideri 2.0. Sotto la città, con delle tartarughe ninja, lottiamo per difendere l'umanità, senza tempo e senza età. Nelle vie di Gotham City per sconfiggere i banditi, i politici e le web star, con moschettieri e condottieri, ma con superpoteri diventiamo super saiyan, armature maschere di ferro, emoticon, in cerca delle sfere, Dragon Ball con i Allora invitiamo un rappresentante qui sul palco per ricevere un... Eccoli qua la rappresentanza e salutiamo, eccoli qua, foto di rito, eccoli. Eccoci qua. Wow. Noi siamo gli Amici di Chions. Uela! Il saluto. Spettacolo, grazie a tutti. Buona festa, buona continuazione, ciao. Grazie agli amici di Chions. Il decimoale di carnevale per noi. Bellissimo traguardo. E Champaia. E Grazie. salutiamo gli amici di Chions. Allora nel frattempo abbiamo una comunicazione di servizio, aspettiamo che passi il carro. Allora, si è persa una bambina, quindi attenzione un attimo, si è persa una bambina di nome Virginia, è vestita da principessa e si è persa a qualche metro qui dal palco, adesso è qui da noi dal palco. Allora, mamma e papà che state cercando Virginia è qui da noi. Ecco qua, abbiamo il papà. Eccoci qua. Insomma, festa Conegliano, vai con gli Amici di Chions. Su. Bene. Caramba, che sorpresa, abbiamo Abbiamo riunito fatto la famiglia. carambata, bene. Abbiamo ricongiunto, bene. Grazie naturalmente agli amici di Chions. Mentre Presidente, mentre abbiamo un buco, Presidente, mi pare che ci siamo,
Mi pare che ci siamo ancora, no? Quindi anzi stiamo ancora aumentando e stiamo andando avanti. Esserci ci siamo. Sì, anzi stiamo andando molto bene oltre che ad esserci, quindi ancora ringrazio tutti i presenti, tutto il splendido pubblico che in questo momento sta assistendo a questa sfilata e chiaramente ringrazio tutti i volontari, nonché anche la polizia locale che ci ha dato una grande mano e tutti anche i vari addetti e i vari operai anche degli uffici comunali che appunto hanno dato una mano per allestire questa manifestazione che è importante e che richiede molto impegno. Presidente, ho una domanda difficile. Sì, in quanti siamo oggi qui a Conegliano? Allora comincia a fare l'elaboratore. La stima. Secondo lei? Allora parlavo appunto anche con il giornalista della Tribuna che mi chiedeva appunto una stima, mi sono consultato anche con altri collaboratori, quindi sapete qui abbiamo più di 2 chilometri di sfilata e quindi la stima è circa 30.000 persone lungo i 4.000 metri tra andata e ritorno della sfilata appunto che compone il percorso di Conegliano. Beh, 30.000 direi non male, inizia a preparare lo spritz per questa sera. Perché 30.000 sono tanti. Spritz per 30.000 secondo sono me. tanti. E naturalmente questi secondo i dati ufficiosi, non ufficiali, perché alla questura siamo sempre in 500. Giusto, è vero, sì. Allora, naturalmente dicevamo un grazie al Carnevale di Marca per questo pomeriggio. Il Presidente ha ringraziato e annoverato tutti i volontari che oggi garantiscono la sicurezza e adesso siamo con il prossimo gruppo, eccoli qua, che arrivano sempre quei dei Tezze con Gondolando con Pontezze, si mettono assieme il gruppo di Tezze assieme al gruppo giovani di Ponte e ci portano nella Venezia. Ci portano appunto Gondolando con Pontezze, un viaggio tra canali, remi e tradizione dove i gondolieri portano il carnevale in festa. Ricordiamo ovviamente il famosissimo Carnevale di Venezia, quindi a realizzarlo sono gli amici di Sempre Quei di Tezze insieme al gruppo giovani di Ponte della Priula, uniti da passione, fantasia e voglia di divertirsi. Lasciatevi trasportare dall'allegria e buon carnevale a tutti! E come dice Federico, Pontezze, tutti assieme in questo Gondolando. Dovete sapere che questo gruppo arriva direttamente a Ponte della Priula, da Ponte della Priula prende la gondola e è andato a Venezia e quindi qua è nato sto bellissimo favoloso gruppo che ci portano in giro per i canali, è il canale del Ponte della Priula de Tezze. Le gondole in questo clima carnevalesco qui a Conegliano in questo pomeriggio, eccoli qua i gondolieri che tengono banco con questo corpo di ballo. Ti ricordi il canale Chigasuga Canal? Il canale Chigasuga il canal. La famosa frase era Cisco, guarda quanta! Guarda quanta! Ci stanno facendo le foto segnaletiche. Sì. Sai, con questo abito dobbiamo stare attenti. No, perché poi magari arrivi... Che sguardo penetrante. Arrivi direttamente con le forze dell'ordine e ti dicono io a lei l'ho già vista. Eh sì. Gli amici che arrivano direttamente da Tezze, Ponte della Priula. Gondolando con Pontezze. E questo è anche un bellissimo binomio, si sono messi assieme gruppo giovani di Ponte assieme a quei di Tezze che sono già una realtà storica anche loro nel mondo dei carri allegorici per fare questa bella carnevalata ricordando i bei canali di Venezia. E mentre avanza il carro allegorico, intanto invito già un rappresentante a salire qui sul palco per
prendere l'attestato. L'attestato dalle mani del sindaco, l'ingresso è lì dal semaforo, ecco, Da vedo un gondoliere che sta arrivando. È gondolier. Uno Franco. dei gondolieri. Zé Franco. Sì. Zé Franco e gondolier. Eccoci qua. Salutiamo appunto anche chi ci sta seguendo. E intanto vediamo una gondola solcare i mari di Conegliano. Se arriva il gondolier. Allora volevamo ricordare che prima si è perso un telefono da solo. Ce l'ha qui Sì. la Che marca è? Perché se è interessante ce lo L'avete teniamo. ritrovato? Perfetto. Si è ritrovato il telefono, si è io ritrovato. tengo. Bene. Potevamo metterlo come premio della lotteria. Eccoli qua, quei Dettezze con i giovani del con Pontezze. Sai perché sono salito, Roberto? Perché? Perché ho guardato un po' all'orizzonte. Tu hai visto all'orizzonte un E evento. siccome so che quando arriva il Cerletti poi arriva anche da bere, sono venuto su. Eccoli qua gli amici, guardate la maestosità di questo carro allegorico con questa gondola. Una gondoletta. Una gondoletta col canal grande. Ancora una volta il saluto agli amici di sempre quei di Tezze insieme ai giovani di Ponte della Priula. E quindi dicevamo che adesso si gioca in casa ancora una volta. Perché, Roberto? Perché adesso stanno per arrivare niente po' di meno che gli amici del Cerletti, che quest'oggi ci ricordano un evento molto ma molto particolare. Eh sì, un anniversario importante, importantissimo. 150 anni della scuola Cerletti, scuola enologica Cerletti di Vittorio Veneto, e quindi loro sappiamo che ogni anno ci portano. Sì, ciao, buongiorno. Di Conegliano. Ero concentrato sul prosecco. Perché hai visto me e hai pensato Vittorio Veneto. È normale, può capitare. Allora, no, invece glielo lasciamo a Conegliano. No, perché volevo dire una cosa, che i festeggiamenti in realtà li abbiamo cominciati a Pieve di Soligo e c'era anche la preside appunto del Cerletti. I festeggiamenti sono andati avanti a Vittorio Veneto domenica scorsa e abbiamo apprezzato il nettare che ci hanno portato sul palco, ma se già in queste due occasioni abbiamo fatto gran festa, oggi a Conegliano che cosa succederà? Non lo sappiamo, di tutto un po', ma anche perché il Cerletti ci ricorda che ci sono tutta una serie di, chiamiamoli nel vero senso, di personaggi del grande valore che hanno reso grande l'enologia e li hanno rappresentati e raffigurati sul carro. E quindi Giovanni Battista Cerletti, il fondatore appunto della scuola, insieme ad Antonio Carpenè, e ancora il professor Luigi Manzoni, ricercatore di fama mondiale, e poi Giovanni Dalmasso, sviluppatore dell'enologia moderna, e ancora Michele Giunti, fondatore della stazione sperimentale di viticoltura ed enologia. Eccoli qua che arrivano davanti al nostro palco e si apprestano a festeggiare insieme a noi. Ho il sospetto che ci sarà un'invasione. Anche io ho questo vago presentimento. Io chiamerei già la questura e la prefettura. Chissà se gli amici del nostro service hanno montato i rinforzi su questo palco, perché adesso l'intera scuola Cerletti di Conegliano farà il suo arrivo qui sul palco con le vuvuzela anche. No,
Allora, vedi che c'è già il direttore di scena, D'orchestra? il professor, le di arrivare Il nostro professore preferito che ogni anno ci porta ecco. tutti i suoi studenti. Eccoci qua. E siamo pronti per festeggiare i 150 anni della scuola Cerletti. Allora vedete il carro, naturalmente vedete tutti i vari personaggi rappresentati, poi noi abbiamo il resto qui presente sul palco, dei personaggi, dei ragazzi della scuola enologica Cerletti di Conegliano con i suoi 150 anni, 150 e non sentirli. Eccoci qua. C'è preside, abbiamo anche la preside. Pronti. C'è anche Lei la preside. pensava di essere qui sotto mentite spoglie. No, ma la lasciamo fare un lavoro che è molto importante Sì, e di alto valore. Facciamo... perché da questo decorre il nostro proseguo della giornata. Esatto. Eccolo qua. Il saluto ovviamente e il brindisi che è necessario. Allora consegniamo anche l'attestato anche alla preside. Perfetto, ce l'hanno già di là. Salutiamo. Ecco qua col saluto agli amici che ci stanno seguendo e adesso... Allora ragazzi, adesso noi ci sentiamo tra mezz'oretta, Sì, perché esatto, noi abbiamo da fare, adesso abbiamo ci da fare. facciamo l'ombretta, perché mi pare Però anche corretto. mentre tu ti fai l'ombretta io voglio andare qui dalla preside Cincin qui, foto di rito. Sta facendo Cincin. Allora preside, 150 anni e non sentirli. 150 candeline meravigliose, 1786, 2026. Cosa vuol dire guidare appunto una scuola che ha una storia così importante? È una grande responsabilità, ad essere seri. Però anche tanta E soddisfazione. grande soddisfazione, sì. Grazie ai nostri ragazzi e a tutti coloro che lavorano nella scuola. E abbiamo qui anche il professore che ogni anno ci accompagna e ci fa entrare nell'atmosfera del carnevale. È un modo anche nuovo e diverso di proporre le attività scolastiche. Cosa ci dichiara in questo momento, professore? Beh, vediamo come oggi l'appartenenza proprio alla scuola. 150 anni, una tappa fondamentale. I nostri ragazzi sono qua, 40 oggi. E cosa dire? Viva il Cerletti! Viva il Cerletti! E viva il Prosecco e viva l'enologia. Con questo applauso ovviamente ricordiamo che queste sfilate di carnevale danno il via un po' ai festeggiamenti del 150° anniversario, ma poi ci saranno, preside, anche tanti appuntamenti nel corso dell'anno. A maggio ci sarà proprio la celebrazione dei 150 anni. Volevo anche precisare che oggi ci sono tra noi anche ex allievi che tornano sempre per l'occasione, perché rimangono legati alla nostra scuola per sempre. Certo, un legame imprescindibile. Cincin. Quanti bicchieri hai, Roberto? No, manca il bicchiere al sindaco anche, naturalmente. Sindaco, ecco l'orgoglio di avere una realtà del genere a Conegliano. Assolutamente sì, tra l'altro 2026-2027 Conegliano città italiana del vino insieme a Valdobbiadene festeggeremo quest'anno questo grande avvenimento, i 150 anni del Cerletti. Viva Cerletti, viva il Prosecco, viva Conegliano! Grazie sindaco! Grazie! Il brindisi è d'obbligo, Cincin, e c'è anche per te Federico dietro le quinte. Allora, grazie. signore e signori, per noi adesso è festa grande. Naturalmente veniamo col Prosecco, ma ovviamente noi ricordiamo anche quando siete a tavola cosa beviamo oggi, un incrocio Manzoni. Quindi ricordiamoci anche che quando siamo sulle nostre tavole ci godiamo un buon bicchiere di vino, tanta storia è nata proprio a Cerletti. Grazie ragazzi! E naturalmente forza sempre avanti. Eh sì, il Cerletti gioca in casa quest'oggi e era giusto dare il tributo e il riconoscimento a questa scuola, un fiore all'occhiello che ovviamente è famosa ben oltre Conegliano ovviamente, e quindi 150 anni della scuola enologica Cerletti. Abbiamo avuto il piacere di ospitare. Eccoci qua. E sono partiti, Anche il sindaco adesso la balla questa, vediamo se si ricorda.
Il Cerletti in questa grande occasione gioca in casa e festeggia proprio questo bellissimo appuntamento. Eh sì. Cin cin. Salute. E insomma abbiamo salutato gli amici del Cerletti, ma è giunto il momento di tornare in clima olimpico. Allora, gentili signori, ben trovati, ben collegati con lo stadio del ghiaccio di Corbanese. Questo pomeriggio abbiamo una grande notizia. Dobbiamo darvi una notizia. Finora abbiamo scherzato con questo Milano-Cortina. In realtà le Olimpiadi ufficiali quali sono? Sono Corbanese-Cortina 2026. Gli amici del gruppo Fonfierun di Corbanese ci tengono alla titolarità del marchio. No, ma anche perché dovete sapere, voi quando avete visto fare lo slalom, lo slalom è nato a Corbanese. Ah dai! Sì, perché tra un pezzo e l'altro scendevano. Allora il primo ha preso il palo in testa. Dal poi un po' alla volta hanno capito che bisogna fare lo slalom. Hanno cominciato lì il curling, sono nate con le pentole a pressione. Anche quello. Anche il trampolino? Tutto. A Corbanese allora gli amici di Fonfierun di Corbanese sono qui quest'oggi e ci portano nel magico mondo delle Olimpiadi, appunto con una leggerissima variazione. Invece che Milano-Cortina, Corbanese-Cortina. Naturalmente, perché non possiamo, anche perché vedete che vedete la divisa, hanno anche la divisa ufficiale. Sì, c'è la divisa, c'è il marchio, c'è tutto. C'è tutto. No, non gli manca niente agli amici del Fonfierun. E partono i balletti, parte la coreografia. Ci diceva prima il nostro presidente Redo che appunto il percorso della sfilata è molto lunga. In tanti avete già applaudito il gruppo Fonfierun di Corbanese, vi chiediamo di farlo anche voi che siete qui dal palco. Stanno piovendo coriandoli. Piovono coriandoli. Piovono Continuano coriandoli come non ci fossero domani. Il gruppo Fonfierun. Ma tirateli di qua, questi. Questo è un bersaglio mobile perfetto. Questi tre loschi figuri qui. Il Carnevale di Marca di Cordignano, di Conegliano. Non sfidatemi perché ho le riserve qua di Conegliano. C'ha le riserve auree. Attenzione. Allora, Fonfierun, dicevamo che ha fatto questa bellissima variazione sul tema e poi ha tolto quello che è Milano senza voler togliere niente a Milano. Ma insomma. Ma ci stava, Cortina l'abbiamo tenuta, ma poi Corbanese Cortina. Ma anche perché la direttrice Corbanese Cortina è velocissima. È un attimo. Magari sali per il San Boldo, vai giù nel Bellunese e arrivi direttamente a Cortina. Sei lì. Chiamiamo un rappresentante del carro qui sul palco. Un rappresentante del carro per ritirare l'attestato. Eccoli qua che salgono. Il gruppo, vedete che poi oltretutto dicevamo, no, che è Cortina, Corbanese, Corcor. Loro sono il gruppo Corcor. Eccoli qui con l'attestato di partecipazione che consegniamo. Ecco, vi siete persi l'attestato? Ci hanno battezzato. Si sono persi. È un attacco su tutti i fronti qua, attenzione. Gli amici di Corbanese che appunto quest'anno hanno voluto essere... Prego, faccia pure. No. Hanno voluto essere sul pezzo, volevo dire, prima che... Qui c'è una battaglia senza esclusione di colpi. No, senza esclusione di corpi che volano di qua e di là. Hanno colto nel segno, volevano essere appunto sul pezzo. Intanto facciamo un bel applauso agli amici di Corbanese. Dai, il gruppo e quindi ci hanno fatto entrare appieno nello spirito olimpico. Occhio adesso. Occhio. Uela. Hanno sparato. Sì. Hanno sparato le coriandole. Vi ricordiamo che comunque
il periodo olimpico non Dica. finisce qui. Questa sera a Corbanese c'è ancora festa perché c'è il villaggio olimpico a Corbanese. C'è il famosissimo... Come terza tappa dell'aperitivo potremo Sì, andare da esatto, loro. c'è- Perfetto, sì, sì. perfetto. Allora, ancora una volta un applauso agli amici di Corbanese che poi ritroveremo anche dopo per il secondo passaggio. Occhio. Devono averli È trovati... faticosa però, sai faticosa Roberto? oggi, sì, è sì, faticosa questa sfilata. Questa sfilata è faticosa, ci sono tanti sparatori di coriandoli oggi. Sì, quest'anno non abbiamo badato a spese. E intanto salutiamo anche gli autisti dei carri, ovviamente dei trattori che trascinano e trasportano i carri, l'abbiamo detto prima ma lo ripetiamo, tutto questo non sarebbe possibile se non ci fossero le aziende agricole che decidono di mettere a disposizione i loro mezzi per far sì che tutti questi carri possano essere trasportati. Esattamente, il gruppo, i vari gruppi che cominciano dalla fine dell'estate a pensare a cosa fare per il carnevale, tra allestimenti, carri allegorici, vestiti, e allora sotto l'ombrellone loro si trovano a pensare che facciamo per il prossimo carnevale, perché anche questo è carnevale. Noi vediamo una sfilata che dura 1 ora e mezza, 2 ore, e loro è un lungo lavoro che dura giorni e giorni, allora, mesi. oggi mi sento di dire che durerà 3-4 ore, ho questo sospetto. 6, 7, Anche 8, perché 9, li 10. vedo, guardali già qua davanti pronti poi per il secondo passaggio, ma ormai lo spettacolo è ancora lungo. È ancora lungo, secondo me arriva anche Trenitalia direttamente qua in sfilata, un bel treno che arriva dentro in velocità proprio a tenerci compagnia. E intanto facciamo avanzare, prego, il prossimo gruppo, la scuola materna San Giovanni Bosco di Cavolano, quei pazzi de Cavolan. I pazzi del Cavolan pronti a tenerci compagnia nel pomeriggio del Carnevale di Marca. Intanto vi ricordo, se qualcuno non l'ha ancora fatto, ci sono in giro i biglietti a lotteria dei Carnevali di Marca, se volete tentare la fortuna anche per sostenerci in tutte quelle che sono le diverse sfilate. Oggi avevamo parlato oltre 21 comuni toccati da Carnevale di Marca, con 23 esibizioni in tutta la Marca, quindi questa la dice lunga sulla storia di questo carnevale, di come oramai è diventata una bellissima e lunga epopea. E allora si aprano le strade per questi pazzi scatenati dell'asilo San Giovanni Bosco di Cavolano. Il gruppo Sempre Quei con il suo seguito portano tra le strade del Triveneto lo scienziato pazzo ed i suoi aiutanti Prof e Mignolo. Te li ricordi, Roberto? Sì, te li ricordi, bevi tranquillo, non ti preoccupare, scusa. Uno è diventato un genio, l'altro è un po' goffo. Quel pazzo di scienziato è stato catturato dalla pianta carnivora a 3 teste, quindi guarda quanti personaggi che stanno arrivando qui sia sul carro sia in quanti stanno sfilando quest'oggi per le vie di Conegliano, quei pazzi de Cavolan. Anche perché, ricordiamo, il cartone animato era la cosa bellissima, con Mignolo col prof, che ogni giorno il prof si alzava e doveva conquistare il mondo. E loro ogni giorno, quelli di Cavolano, si alzano e dicono: cosa facciamo oggi? Conquisteremo il mondo by Carnevale. Hai passato lì.
Eccoli qui, il mignolo col prof, quei pazzi del Cavolan. Chiamiamo ovviamente un rappresentante del carro qui sul palco per ricevere l'attestato di partecipazione. Guarda quanti sono, un po' più grandi, un po' più piccoli, ce n'è per tutti i gusti. Abbiamo tanti mignoli e tanti prof. Oh, eccoci qua. Allora invitiamo ancora una volta un rappresentante a salire qui sul palco. Io chiamerei 2 rappresentanti, un mignolo e un prof. Stanno arrivando, Arrivano? Occhio. Eccoci qua, pronti con l'attestato. L'attestato di partecipazione. L'attestato di partecipazione qua, dalle mani del sindaco, ecco qua. Perfetto. Guardiamo là, salutiamo guardate, giù, a destra, a sinistra, tutti pronti. Fate ciao con la manina. Ciao con la manina, molto bene. Oh là. Quei pazzi del Cavolan. Ma la domanda è: sì, a Cavolano ci sono solo pazzi? Ci sono solo pazzi? Solo pazzi? Perché i normali non li vogliono. No, e soprattutto a Carnevale vogliamo solo pazzi. A Carnevale solo pazzi. Perché se no non c'è pazzia. Hai visto che sprint quei coriandoli lì hanno una propulsione veramente. Poi ho una domanda per il sindaco. Sindaco, è pronto? È pronto? Quanti coriandoli sono stati lanciati fino ad ora qui a Conegliano? 15.700.612. 612, mi raccomando. Ecco. Poi alla fine le farò la stessa domanda. Poi vediamo... lo chiediamo a Savno domani mattina dopo che li ha raccolti tutti. Comunque complimenti davvero, i carri sono meravigliosi, bravi ragazzi. Sì. Grazie per aver reso bellissima questa giornata a Conegliano, grazie davvero. Sindaco, lo dicevamo all'inizio, è bello vedere le generazioni unite. Abbiamo visto sfilare adulti, qualcuno anche con qualche anno in più, e poi bambini piccolissimi. È bello tutto ciò. Ma assolutamente sì, il Carnevale è quella festa che unisce le generazioni e fa tramandare questa tradizione che deve continuare. Si diceva prima, è iniziata a Conegliano, ogni anno i carri migliorano, aumentano gli spettatori, vuol dire che nel cuore di ognuno di noi c'è la voglia di serenità, di stare insieme alla propria famiglia, di stare insieme ai propri amici. Sì, grazie. Ci risentiamo dopo per fare il conto dei coriandoli, mi raccomando. Ecco, non pensi di sfuggirci. No, perché va in magazzino a contarli dopo. Sì. E allora eccoli qua, dicevamo quei pazzi del Cavolan che ci stanno salutando, poi naturalmente rivedremo, infatti qua davanti abbiamo i gruppi che sono pronti a rifare l'ultimo passaggio e adesso passiamo al prossimo gruppo. Dove andiamo adesso? Quelli di Nervesa per caso? Per caso quelli in Nervesa con la banda dei Looney Tunes. Sì, con tutti i personaggi appunto dei Looney Tunes, stravaganti, ognuno con la propria personalità. I nostri amici del carro mascherato parrocchiale di Nervesa ci porta nel magico mondo dei Looney Tunes. Eccolo qui inquadrato in questo momento, Gatto Silvestro. Ma guarda quanti sono, Roberto! Sono tanti, poi abbiamo anche questo gruppo è famoso perché c'è il gruppo Abbracci Gratis, una volta all'anno eroga abbracci. E parte naturalmente il corpo di ballo con questa bellissima coreografia con sorpresa, c'è una sorpresa alla fine. Ci sarà una sorpresa verso la fine di questo balletto.
Attenzione, guardateli, pronti? Voilà! E intanto invitiamo in questa magica coreografia di colori un rappresentante del gruppo a salire sul palco. Tanto una signora al terzo piano stava cucinando, gli è arrivato... No, stava facendo, voleva stendere le lenzuola, adesso le ha belle colorate. Senza la coloreria italiana. Tanto salutiamo anche l'amico di VIP Tender che ci sta salutando. Abbiamo dei problemi con VIP Tender. No, notate che c'è l'amico di VIP Tender che ha un problema, lo dobbiamo mandare al CERT, sì. Si sniffa i coriandoli. Un rappresentante dei carri. Eccoli qua che stanno salendo. Gli amici direttamente del carro parrocchiale in Nervesa, la banda dei Looney Tunes. Eccoci qua. Allora, ecco. Sono tornate tutto l'anno, i nostri Looney Tunes sono ritornati a Conegliano, Carnevale 2026 del posto a Conegliano. Uela. Grazie ai nostri amici di Nervesa. Guardate come fioriscono i sacchi di coriandoli. Secondo me c'è un contrabbando di coriandoli. Sì, è un contrabbando di quelli Avete numero... perso dei coriandoli. No, ma guarda come li prende. boh. Sì. No, perché poi dovete sapere che c'è il nostro sponsor VIP Tende che ha se mangia troppi coriandoli poi ha un momento di mancamento. li sniffa, li mandiamo direttamente al CERT, li aspira tutti. Molto bene, allora e adesso salutiamo gli amici di Nervesa e ci spostiamo dove, Roberto? Ci spostiamo con il gruppo del Santo, con La vita è un circo. Un altro gruppo storico del Carnevale, il gruppo dal Santo direttamente da Prata di Pordenone. E da Prata de Pordenon, questo dicevamo oltre 25 anni, un gruppo che ha sempre fatto del Carnevale una lunghissima tradizione e ci ricorda che un po' la vita è un po' un circo. È un circo, è un sì, circo sì. equestre. Un po' lo stiamo facendo anche noi qui sul palco. Beh, oggi, ma Ezio tutti i giorni fa il circo. Anche Ezio è un maestro del circo. È un maestro del circo, è un circense. Sì. Pronti? Anche queste c'hanno il grö. C'hanno il grö, c'hanno il grö. Il gruppo del Santo. Occhio. Pronti? Cambio. Guardalo beati tra le donne lì in mezzo. Sì. Ma loro aspettano tutto l'anno per fare questo balletto. Sì. Lui ogni mattina esce dalla camera da letto e va in cucina così. Sì. Ritmo. Intanto invitiamo anche in questo caso un delegato a raggiungerci sul palco per prendere l'attestato di partecipazione. Eccolo qua, il gruppo dal Santo.
l'attestato di partecipazione al Carnevale di Marca di Conegliano. Dategli un gre, vedete che volevano un gre anche loro. Grazie agli amici del gruppo Dal Santo con il loro gre, che ritroveremo dopo ovviamente per il secondo passaggio. Il gruppo Dal Santo, oltre 25 anni di storia nel Carnevale di Marca, a tenerci compagnia qui a Conegliano. Anche in questo caso guardate la bellezza di questo carro e la maestosità di questo carro. E dal gruppo Dal Santo passiamo alla proloco di Chions tutti insieme. Stregati dal Carnevale, sì. Il prossimo gruppo che stiamo per accogliere, eccoli qua, Chions tutti insieme, anche questo altro gruppo che arriva direttamente da Chions e che ci accompagna. Loro hanno preso tutti i cattivi della Disney, li ha messi tutti insieme. Tutti assieme, perché giustamente facevano un po' di baccano a Carnevale. È una pedalo mobile questa. Questo è il primo premio dei Carnevali di Marca. Sì, è una pedalo mobile. Vedi che fa anche il balletto in sincrono? Guarda che bravo, il balletto in sincrono. Balletto in sincrono molto molto preparato. Chions tutti insieme, stregati dal Carnevale. E questo comitato Chions tutti insieme è una emanazione della Proloco di Chions, che per il Carnevale si attiva allargandosi anche a componenti di altri gruppi e associazioni che operano in paese, però non si chiude in se stesso ma accoglie appunto anche numerosi aderenti che provengono da altri comuni. Sandy, c'è una persona che ti vuole salutare. Diga, c'è una persona che ti vuole salutare. Io farei finta di niente. No, ma vuole salutare il sindaco. Sindaco, non so. Io guardo da un'altra parte. Sì, facciamo finta di niente. C'ha un occhio un bogo. Secondo me si è fatto un bogo di vino di quello del Cerletti. Guarda che occhio che c'ha, mi fa un poco di paura. Anche in questo caso naturalmente invitiamo anche un rappresentante del gruppo a salire qui sul palco per prendere l'attestato di partecipazione. E intanto ammiriamo i costumi ovviamente che stanno indossando i figuranti di questo gruppo Chions tutti insieme. E poi ovviamente ammiriamo il carro in cui vediamo le figure di Jafar, Ursula, Malefica e Grimilde. Eccolo qua il rappresentante di Chions tutti insieme per ritirare l'attestato. Sindaco. Guardiamo verso l'alto di là. Salutiamo gli amici che ci stanno seguendo. Il gruppo di Chions tutti insieme, stregati dal Carnevale.
Guarda anche gli effetti 3D sul carro, attenzione. C'hanno il 3D, il 4D, il 5D. Guarda la mela La lì. mela appare, scumbare. Mamma mia. Che macia. Ci abbiamo pure anche anche un pesce, ci abbiamo di questo tutto. effetto. Pensiamo come evolve la tecnologia Sì. anche nel carnevale. E quindi salutiamo gli amici di Kions tutti insieme. Il gruppo di Kions tutti insieme. Guardate, come dicevamo, la tecnologia degli elementi 3D Tra che l'altro animano il devi carnevale. sapere che è tutto radiocomandato da sotto, leggevo prima nella descrizione, tutto radiocomandato, quindi guardate, pensate anche a cosa vuol dire dal punto di vista tecnico gestire e ogni volta... Fammi un poco capire, dica. ma quindi quando passano loro te possono pure cambiare il canale del telecomando di cassa? Potrebbe essere, ecco, te cambiano pure il canale di cassa. E intanto stiamo già iniziando a vedere gli amici di Cusignana. Dicevamo gli amici di Cusignana con il glorioso comitato Colombere. Con la tribù dell'Aquila Reale. Allora questo gruppo si ispira naturalmente al mondo delle Americhe, dove l'Aquila è considerata un elemento di forza, di libertà, un grande elemento importante. Infatti vedete che tutti gli indios si mettevano le penne dell'aquila sulla testa proprio per avere questo grande simbolo di grandiosità. E infatti vedi che c'è il capo aquila che fa le foto, c'ha il telecomando, c'ha tutto, c'ha un po' di tutto, eccoci qua, e che poi lo ritroveremo qui sul palco. Intanto appunto guarda da qua l'apertura alare di quel carro lì. E infatti no, ma sai che abbiamo sentito prima il sindaco che ha detto lo vuole mettere in piazza Cima, che quando si sporge vede l'Aquila Reale. Sì. E questa è la bellezza del carnevale anche qui a Conegliano, carri che ci trasmettono una grande magia con colori e disegni incredibili, e questo lo dicevamo anche, la capacità di questi gruppi di riuscire a mettere in campo coreografie con carri allegorici di grande livello. Vedo già il capo tribù in postazione. Signori, attenzione. Occhio. Allora, pronti per la coreografia? Il comitato Colombere vi presenta il carro 2026, la tribù dell'Aquila Reale. L'aquila venerata dagli indiani d'America rappresenta un simbolo sacro di forza, coraggio, saggezza e libertà. Considerato un messaggero tra il mondo umano e quello spirituale, l'unico animale in grado di portare i messaggi al grande spirito. Volando in alto nel cielo, con la sua maestosità e bellezza, tra musica, balletti e coriandoli, la tribù vi augura buon carnevale.
Uela! Lo spettacolo della tribù dell'Aquila Reale con gli amici. E allora aspettiamo un rappresentante qui sul palco. Sì. Allora, salutiamo, prego, adesso arrivano, stanno circumnavigando il nostro LED wall. Eccoli qua che stanno... Cusignana, il comitato Colombere. Eccoci qua, guardiamo lassù tutti quanti. Tutti lassù in cima. Siamo... Ho il nostro saluto a chi ci sta seguendo. Grazie naturalmente al comitato Cusignana Colombere. Ciao, grazie. Vediamo. Grazie. E noi del Comitato Colombare ringraziamo voi, ringraziamo l'amministrazione comunale e tutta l'organizzazione, ringraziamo il Carnevale di Marca e anche i due spassotti, i due speaker. Ecco. Grazie, alla prossima. Ciao. Guardate questo carro anche con gli effetti di luce. Uno può pensare anche di metterlo in soggiorno come abajur, per naturalmente potrebbe essere. per rendere festosa la serata, per farsi una seratina, come si suol dire. E qui, ridendo e scherzando, mentre salutiamo gli amici del comitato Colombere, adesso siamo arrivati al 18° carro. Al carro allegorico, e poi ripartono da zero. Sì. E andiamo avanti così all'infinito. All'infinito, infatti poi sarà la pasta party. Sì, qua, perché si sarà fatta una certa. Si farà una certa. Allora, dove andiamo adesso? Adesso andiamo per con caso? gli amici dei festeggiamenti San Rocco di Gaiarine, con Gaiarine in Wonderland. Eccoci qua. Alice nel Paese delle Meraviglie. Sono molto meraviglie. Sì. Guarda quanti cappellai che ci sono. Un poco di cappellai pazzi. Sì. Che tengono compagnia qui a Conegliano e che chiudono l'andata. Sì, e poi c'è il ritorno. Faranno il ritorno. Sì. Andata e ritorno. Eccoli qua, Associazione Festeggiamenti San Rocco di Gaiarine, con i vari personaggi del mondo di Alice. La solita benedizione coi coriandoli. Sindaco con tutte le benedizioni che ha preso oggi. Siamo tranquilli per un bel po'. Piovono coriandoli, per fortuna piovono quelli e basta. Sì. Uela!
intanto c'è anche l'effetto vento che fa volare. Sì, ogni tanto accendiamo questo ventilatore, No, parte. ma sai che è il sindaco che ha sulle caditoie ha messo il sistema di aspirazione. Molto bene. Conegliano è avanti, si è già congegnato con la Savno. Allora eccoli qua con gli amici di Gaiarine, con Alice in Wonderland. Intanto invitiamo anche un rappresentante. C'è Vip Tende che si è sentito male di nuovo. Sì, si è sentito male perché sniffa tanti di quei coriandoli che Dio solo sa. Sì, adesso. Allora invitiamo naturalmente. Stiamo intervenendo. Un rappresentante anche degli amici di Gaiarine. Pensavo di Vip Tende. No, ma lo stanno già recuperando. Lo stanno rianimando. È così emozionato dal carnevale. Eccoli qua! Allora un rappresentante che sale, che prende l'attestato di partecipazione qui a fianco al semaforo. Sì. Lì a fianco al semaforo si sale. Lì là. Allora, molto bene. La consegna dell'ultimo attestato anche agli amici di Gaiarine, alle amiche in questo caso, che stanno per arrivare qui. Eccole qua. E consegniamo l'attestato. Ecco qui, sindaco, prego consegni, guardiamo di là, salutiamo giù, a destra, a sinistra. Per fortuna hanno tutti i semi e non ci danno il 2 di picche. Sì. E quindi ancora una volta l'applauso di Conegliano agli amici e alle amiche di Gaiarine. Ci ha salutato praticamente il nostro. Sì, l'amico di Vip Tende ha deciso. L'amico di Vip Tende è andato direttamente al CERT. Ecco qua il passaggio dell'ultimo carro, ma ovviamente non andate via perché ci sarà il secondo passaggio appunto di tutti i carri. Verosimilmente sarà un po' più veloce. No, altrimenti il sindaco deve andare a mettere sulla pasta asciutta veramente. No, ma tanto questa sera andiamo da Redo, poi andiamo al villaggio olimpico di Corbanese, abbiamo tutta notte per chiudere il carnevale, edizione 2026. Gaiarine in Wonderland. E allora ancora una volta il saluto a Gaiarine. E mentre passa qui davanti a noi il carro, io darei la parola anche alla compagine femminile che è rimasta qui con noi sul palco oggi. Direi che sarebbe il caso. Che dici? Sarebbe il caso, così facciamo. Eccoci qua. Allora, da questo osservatorio privilegiato, un po' rialzato, avete avuto modo di assistere a questo spettacolo del carnevale. Com'è andata? È andata benissimo, siamo sempre contenti di vedere questa festa. Io ci venivo con le mie bambine quando erano piccole e ci torno volentieri da nonna. Ecco, molto bene. E anche da amministratore, veramente. Grazie. Credo che la soddisfazione ci sia, no? Nel vedere anche questa risposta da parte del pubblico. Ma se c'è la qualità la gente viene, se c'è bel tempo ancora di più. Ancora meglio. Grazie mille e salutiamo allora, anche a lei com'è andata? Com'è andato questo pomeriggio? Quanti colori, quante emozioni? Beh, è andata benissimo, direi. Come si diceva prima, una giornata bellissima di sole, di divertimento, tanta gente, tanti carri, anche da lontano abbiamo visto. Quindi veramente una qualità altissima, bellissima giornata. Grazie, e bello quello che sottolineava adesso, cioè il fatto che i gruppi vengano da tante parti del territorio. Alcuni hanno giocato in casa e li abbiamo applauditi e festeggiati ovviamente, ma tanti che vengono da diverse parti della regione per festeggiare il carnevale qui a Conegliano. E adesso salutiamo il gruppo parrocchiale Bocca di Strada e Santa Maria del Piave con i Pirati dei Caraibi. Ricordiamo anche questo bellissimo gruppo
che ha cominciato qualche anno fa così per scherzo e oramai è una solida realtà del Carnevale di Marca. Eh sì. E mentre passano i cannoni che sparano bolle degli amici del gruppo parrocchiale di Bocca di Strada e Santa Maria del Piave, c'è il sindaco che deve andare a mettere sull'acqua della pasta asciutta. Sì, per tutti. E quindi ha detto, prima di mettere sull'acqua, voleva giustamente salutare, sindaco, il bilancio di questo pomeriggio. Un bilancio assolutamente positivo, un ringraziamento a Carnevali di Marca per tutto quello che avete fatto. Non è facile organizzare eventi come questo, i problemi di sicurezza sono sempre di più, ma mi sembra che tutto sia andato nel migliore dei modi, il tempo era eccezionale, grazie alle forze dell'ordine, alla protezione civile e a tutti coloro che ci hanno permesso di vivere questa meravigliosa giornata. Grazie e buon Carnevale a tutti. Grazie sindaco e grazie veramente a tutta l'amministrazione comunale che oggi era qui con noi sul palco. Arrivederci e intanto mentre all'orizzonte c'è un carro che alza a bassa. Esatto, io direi che è giusto andare a ricordare anche gli amici. Certo, gli sponsor. E quindi tutti i nostri sponsor che rendono possibile questa sfilata, ma non solo, anche le altre sfilate ovviamente. E quindi un grazie va a Banca Prealpi San Biagio, Noi per Noi, Soligo, Sarlo Group Auto Giada, Dema Pubblicità, Pagnossin, Ops Group, Oggi Treviso, Tofolatti Gioielli, Homes, GSE Costruzioni Generali, Maxi e Spac Supermercati e VIP Tende. E adesso eccoli qua che stanno per transitare di nuovo gli amici del gruppo Pochi ma Boni di Trevignano con i colori della stagione, delle stagioni, eccoli qua. Eccoci. E su e giù. E su e giù. E su e giù. Il carro allegorico di questo gruppo che ci ha portato nel mondo delle stagioni con i diversi colori, che adesso saluta a Conegliano, adesso vanno direttamente a Trevignano perché hanno detto che fanno tutta notte. Ah sì? Tutta notte a Carnevale, insomma. Allora, dicevamo, abbiamo ringraziato gli sponsor di Carnevali di Marca, sì, fondamentali per la ottima riuscita di questa manifestazione. Ricordiamo che il prossimo, tra l'altro 14 di marzo, ci sarà l'estrazione della lotteria dei Carnevali di Marca. Esatto, quindi allora entriamo un po' nel dettaglio. Ci sarà questo gran galà dei Carnevali di Marca, sì, in cui durante appunto il momento conviviale in cui si ritroveranno un po' tutti i carristi, tutti i membri dell'associazione, ci sarà un po' la festa finale, possiamo dire, del Carnevale. Ci sarà modo ovviamente di scoprire quali saranno i biglietti vincenti della lotteria dei Carnevali di Marca. Esattamente, ci sarà questa occasione e in questa occasione avremo anche modo di scoprire quali saranno le 3 associazioni destinatarie che beneficeranno del bonus di questi fondi che vengono messi a disposizione da Carnevali di Marca per le loro iniziative benefiche. E allora abbiamo ringraziato e salutato un po' tutti, ma salutiamo anche gli amici di Veneto Globe che in questo momento appunto hanno avuto modo di seguire tutta la sfilata. Noi li salutiamo tutti i tecnici che hanno reso possibile la nostra diretta. Buon Carnevale a tutti, ciao! E eccoli qua, siamo con Fiume in Festa